Eccoci qua insieme, ben arrivati con noi, siamo naturalmente in diretta, potete quindi telefonare o mandare i vostri messaggi. Il tema principale, ma non è l'unico naturalmente, riguarda l'ambito turistico, quindi ci troviamo nel pieno cuore della stagione estiva, molti ormai hanno iniziato anche le ferie, alcuni di voi ci seguono e sono in ferie, altri invece le hanno già programmate, sono prossime alla partenza. È classico, il periodo più caldo dell'anno e non poteva essere diversamente così. Ci sono dei problemi che si stanno risolvendo, si stanno dibattendo, la famosa tassa di soggiorno, una prima esternazione applicazione del cosiddetto federalismo turistico in questo caso, che lascia perplessi molti addetti ai lavori, molti albergatori, alcuni turisti, altri invece sono contenti di questo, ma perché probabilmente non si sentono toccati da questo tipo di situazione. E poi vediamo anche gli ambiti turistici come reagiscono, quali sono le programmazioni che vengono a essere fatte, come è andato fino a questo momento il turismo in una generale situazione economica non delle migliori. Però sembra che sia il comparto economico che tutto sommato abbia dimostrato una certa qual tenuta, il che effettivamente non è male, anche se, come dico sempre, amo ripetere, noi non siamo turisti oriented, è un dato di fatto, non siamo siamo una regione turistica, la prima d'Italia, ma non è che il nostro popolo sia orientato nei confronti del turismo, perché sembra che il business siano altrove, siano ben altri. Parliamo di questo naturalmente con i nostri esperti, quindi ben arrivato qui in studio al Presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori Vittorio Bonaccini, grazie di essere qui con noi, e ben arrivato anche al Presidente di Federturismo Veneto Gian Ernesto Zanin. Buongiorno. Grazie anche a lei Presidente. Grazie a voi. Allora, cominciamo un po' in generale, tirando le somme di questo mezzo anno, perché insomma siamo al sesto mese, quindi sostanzialmente si può dire. Come le sembra che stia andando la stagione? In generale è chiaro che il Veneto è una regione così articolata per cui è difficile dare un dato generale. Il dato generale è per definizione una media, una sintesi di più settori e di più situazioni. Diciamo che dopo 2 anni e mezzo di difficoltà non da poco, qualche segnale interessante si sta verificando, sia per quanto attiene alle città d'arte che anche qualche segnale è venuto positivo dalla stagione della montagna. È chiaro che però sono segnali che ancora non riescono a trovare un consolidamento nelle previsioni a medio periodo. Io credo che oggi noi abbiamo proprio bisogno di crescita stabile. Ecco, questo ancora non siamo in grado di dirlo forte. Chiaramente noi siamo per definizione ottimisti, perché sennò non faremo questo mestiere. E quindi, però, ecco, diciamo, qualche segnale interessante c'è. Ecco, questo segnale è in piena concorrenza con altri paesi che ci stanno alle costole, tutto sommato quello che è stata la crisi della zona ovviamente dei paesi del nord, Maghreb, diciamo così, del Nord Africa, ha provocato delle conseguenze positive per noi, come ci si poteva immaginare, oppure guardi, secondo lei non... Io credo che questo non lo sappia nessuno. Se non c'è un cambio di flussi. Se qualcuno dice di saperlo prima, si fa delle idee che devono essere completamente verificate. È chiaro che oggi noi abbiamo, soprattutto nelle nostre destinazioni cosiddette leisure, cioè di turismo in senso stretto, quindi le nostre destinazioni marine e le nostre destinazioni montane, abbiamo una concorrenza assolutamente planetaria. Quindi alcune aree che sono nostre concorrenti che siano in difficoltà, è evidente che in qualche modo alcuni flussi di turismo potrebbero essere tentati di restare in Italia, soprattutto gli italiani, io immagino. Però non ci sono dati in questo senso. Cioè, il turismo ha un'altra delle caratteristiche incredibili di questo settore, è che è pesantissimo, ma non è misurato, non ci sono modelli economici che lo misurino. È condizionato da fattori no, che ma non è misurato. Cioè non c'è nessuno che si prende la briga di fare di misurare, di fare una proiezione seria da qui a un anno di cosa accadrà. Sono stime, sono idee, casualmente sono sempre vaghe, certo. Il che significa che i modelli non sono di questo tipo. Secondo lei
Un po' la stessa domanda girata, cioè nel senso che per quel che riguarda l'ambito degli albergatori veneziani, reputate un po' ovunque la zona del Veneziano tra le più fortunate a livello nazionale, vabbè, contende con Roma e Firenze. Questo indubbiamente. Io direi che effettivamente Venezia, con i suoi alberghi, con la sua professionalità, è riuscita senza dubbio a parare il colpo in maniera considerevole. Abbiamo dei dati in aumento, stiamo parlando di percentuali a 2 cifre, sia di presenza che di fatturati, per cui giustamente il Presidente Zanin diceva che stiamo provenendo da un triennio, un quadriennio assai pesante, è vero, stiamo appena cominciando adesso. Però si diceva che andava sempre bene tutto sommato il turismo. Ma veda, no? Mai... allora la realtà di base è noi dobbiamo essere molto chiari su questo, con le presenze non si fanno i fatturati, su questo non c'è assolutamente dubbio. Ci sono state delle situazioni in virtù delle quali siamo riusciti per una certa tipologia di anni a calmierare i costi e a mantenere aperte le nostre aziende quando oggettivamente non era nemmeno il caso di lasciarle aperte. Ecco, le persone da casa che ci seguono, io lo so, Prego. Non capiscono presenze e non fanno fatturato, perché effettivamente... Allora di una semplicità estrema, lei può incassare da un posto letto 20 euro come 150 euro o 500 euro. Fine. Sono le situazioni di mercato, sono le situazioni internazionali, sono le situazioni economiche e la richiesta e l'offerta che evidentemente ti creano direttamente questa tipologia di possibilità. Esistono, le posso garantire, esistono degli alberghi che hanno avuto delle situazioni molto pesanti, sia a Venezia centro storico, sia nel litorale di Venezia, sia addirittura a Mestre e Marghera. Quindi solo in questo periodo stiamo cominciando a rivedere un attimino qualche dato positivo. Venezia, tutto considerato, riesce sempre a venirne fuori, cioè se noi andiamo a verificare cosa sta succedendo su Firenze, vi posso garantire che a Firenze i dati sono assolutamente drammatici, non c'è assolutamente dubbio. Sempre settore albergatori? Sempre settore albergatori, di questo stiamo parlando. Ecco, io sempre perché appunto dati non ce ne sono effettivi, chiacchierando con uffici, agenzie, persone che si muovono comunque eccetera, mi testimoniano questo dato di fatto, ce lo deduco anch'io. Perché? Perché c'è tutto un movimento di disponibilità di alloggio da parte di privati, pseudo privati eccetera, che danno questo tipo di supporto che viene dato normalmente dagli alberghi in modo molto gradevole, molto piacevole per il turista, molto risparmioso, permettetemi il termine, però effettivamente è così, quindi assolutamente concorrenziale con le strutture alberghiere, con dei servizi ulteriori tipo l'accompagnamento gratuito al posteggio, perché Firenze poi ha dei problemi, l'accompagnamento alla stazione da parte del titolare di questi guest house, chiamiamoli come si vuole. Fanno una concorrenza spietata. A Firenze si sono molto sviluppati, adesso si stanno sviluppando anche in altre città. Venezia effettivamente non è ancora così. Queste forme alternative o stanno incominciando? Le posso garantire... Non conosco perché vivendo nel territorio non si fa i turisti nel proprio territorio, per cui... Le posso garantire che Venezia è una fucina di situazioni più o meno importanti e più o meno gradevoli. Io credo che sia arrivato proprio il momento di cominciare a fare un po' d'ordine, un po' di pulizia in quello che effettivamente sta succedendo nel settore turistico ricettivo. Esatto, infatti alla luce di questo, che poi va in concorrenza, perché poi se parliamo con Confcommercio tutela anche la ristorazione di un certo tipo contro la forma di agriturismo impropria, sono sempre manifestazioni del turismo. Non esiste una regolamentazione, un qualche cosa che vada oppure a sgravare di una tassazione chi gestisce un certo tipo di attività per quel che riguarda il personale, in modo da essere sempre competitivi anche nei prezzi, perché poi il problema diventa a volte anche di quel genere lì, o nei servizi. Un albergo che non può permettersi il cameriere di piano, per esempio, dà un servizio minore, ma non può permetterselo perché non può pagarlo con quel che costa. Ma vede, lei più addentro perché poi le conosce queste realtà. Sì, su questo devo dire che io anche personalmente ho lavorato molto
nel rapporto che abbiamo avuto con la Regione Veneto, che ha approvato poche settimane fa in giunta la nuova bozza di legge, il nuovo disegno di legge che regolamenta il turismo. Naturalmente questo è uno dei temi importantissimi in cui tutte le associazioni territoriali e vi assicuro che anche in Veneto il fenomeno sta, non solo a Venezia, anche a Verona, sta come dire, venendo fuori in maniera importante, che è il cosiddetto fenomeno dell'extra alberghiero. Allora io credo che il mondo stia molto cambiando, e come sta cambiando il mondo sta cambiando anche il modo di girare il mondo e il modo di viaggiare. Quindi io non sono favorevole ad avere posizioni di tipo corporativo, però come credo l'associazione che io rappresento, ma credo che tutte le associazioni economiche convengano su questo, il vero problema è che le regole devono essere rispettate da tutti, punto. In questo campo qualcuno è cresciuto all'ombra di normative non chiare, non definite e soprattutto di controlli impossibili. È impossibile. Vi faccio un esempio perché a casa si capisca. I famosi bed and breakfast, tanto per citare una categoria che molti hanno spesso invocato in un senso o nell'altro. In realtà sono forme di ospitalità in case private. Quindi non sono aziende. Chi le ospita, cioè chi ospita turisti a casa sua, quindi giustamente non può avere una serie di. Però attenzione, il turista è sempre quello, sia che stia nel mio albergo, nel suo o da un'altra parte, in termini di sicurezza, di correttezza e di servizio ai vari livelli a seconda dei prezzi. Ad esempio, nessuno può venire a casa mia a controllarmi di quello che io faccio con le persone che ospito. Quindi già questo, cioè i vigili urbani, adesso dovessero applicare la tassa di soggiorno, i vigili urbani non possono entrare in una dimora privata. Beh, ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe, però io in realtà svolgo un'attività economica, certo. Perché se lei viene a dormire a casa mia non viene gratis. Quindi va regolamentato, pure in forma... Pagheranno le tasse, penso. No, evidentemente no, o molto poco. Ma non è solo un problema di tasse. In questo momento è anche un problema. Non è solo un problema di tasse. Non è un problema di tasse. Siccome c'è una norma che dice che io posso ospitare a casa mia fino a un certo numero di persone nella mia residenza, se io compro in un immobile 5 appartamenti che stanno uno sopra l'altro, magari in una zona centrale del comune di Venezia, e intesto a tutti i miei fratelli piuttosto che ai miei figli dove pongo la residenza, in realtà io faccio un albergo mascherato. Questo lo dico perché abbiamo visto decine di casi di questo tipo, ove però il controllo sfugge. Diciamo che alcune norme adesso tendono a verificare questa cosa, per cui non c'è nessuna posizione ostativa a un tipo di ospitalità diversa, in forme diverse, con servizi diversi. L'unica cosa che noi abbiamo sempre chiesto e continuiamo a chiedere è che regole basilari siano uguali per tutti. Se io rispetto le leggi, le norme fiscali e non fiscali, anche tutti devono farlo o devono avere. Questo sì, perché sennò ci ritroviamo al solito discorso. Perché sennò diventa sistema. Una strana giungla in cui tutto è possibile e niente è possibile. La stessa cosa vale, l'ha citato lei stessa, per gli agriturismi evidentemente. Se gli agriturismi dovessero usare nei loro, chiamiamoli ristoranti o nelle loro zone di ristorazione, il 50% di quello che servono deve essere prodotto da loro, credo che nella nostra zona del Padovano ce ne sarebbero ben pochi di aperti. Infatti, ecco. Assolutamente. Questo no, è ben chiaro. Addentriamoci sempre più appunto nel discorso di normativa, però lo facciamo dopo la pubblicità, per cui tra pochi minuti. Allora, un po' per restare un po' sull'argomento, anche per non trascurare l'altro argomento che interessa anche molti della tassa di soggiorno, perché quello è altrettanto importante. Lo vedo sorridere, però tutto sommato è importante. No, chiudendo questo discorso, si parlava anche di competitività, di un sistema che consenta a tutti di lavorare a pari condizioni, perché anche voi addetti ai lavori, giustamente. Un sistema economico complesso e articolato come quello del turismo, che non è
come qualcuno pensa, un fenomeno spontaneo, in realtà lo è stato solo probabilmente per pochi anni nella sua storia economica. È un settore economico che risponde a precise regole di mercato. È evidente che oggi deve avere la più grande varietà di offerta possibile, perché oggi, lo sanno benissimo i colleghi che lavorano nel turismo, ma ormai lo sanno anche i turisti, quello che conta non è l'albergo, non è il campeggio, è la destinazione. Prima di tutto sceglie la destinazione. Allora, a quel punto è evidente che una destinazione deve avere la più ampia possibilità di offrire servizi turistici anche e soprattutto ricettivi ai turisti. Il problema è che non ci possono essere figli e figliastri, come in tutti i settori economici. Le regole devono essere: giochiamo pure una partita di concorrenza leale, aperta a tutti, ma leale. Certo, assolutamente, altrimenti... Tutto qua. Noi abbiamo sempre chiesto solo ed esclusivamente questo. Come possono controllare me, devono controllare chiunque. Assolutamente, una garanzia ancora in più per chi opera seriamente. Ma direi proprio di sì, nel senso che evidentemente è una garanzia principalmente per il consumatore. La trasparenza della filiera al quale l'operatore fa riferimento è la migliore garanzia per il consumatore finale turista. Nel momento in cui noi lavoriamo nello stesso mercato, vinca il migliore in termini qualitativi e in termini di rapporto qualità-prezzo. Non è possibile immaginare altrimenti, cioè è sfalsare direttamente un mercato. In regione, proprio parlando delle ultime decisioni che sono state prese, si è parlato anche di ambiti, no, turistici, cioè di comparti di attività e di intervento. C'è stato un cambiamento rilevante col nuovo piano regionale, oppure secondo lei più di tanto? È una discussione molto difficile, questa è molto complessa, no? Perché da un lato c'è una necessità di relativizzare in termini amministrativi le aree, perché poi il turismo è l'unico settore economico in cui in cima alla filiera c'è il pubblico, perché è colui che gestisce il territorio. Quindi è complessa questa situazione e rischia di sfociare in dei tecnicismi che spesso i turisti non capiscono, perché al turista che il parco del Delta del Po sia metà in Emilia-Romagna e metà in Veneto non gliene frega niente. Se ha deciso di andare lì, o che il lago di Garda sia metà lombardo, metà veneto e un pezzo trentino, immagina turisticamente un tutt'uno. È ovvio che le divisioni amministrative hanno un loro senso, quindi la cosa importante è che i sistemi e le destinazioni vengano promosse in senso coerente e corretto. E questo, a nostro modo di vedere, può essere fatto con delle programmazioni non solamente tecniche o burocratiche, ma concordate e verificate insieme con gli operatori. Oggi è finito il tempo in cui tutti sanno, io stesso che vivo nel turismo da sempre, scopro ogni giorno che non so qualche cosa o mi sorprendo di qualche cos'altro. Figuratevi poi i tecnici o regionali o comunali, che sono alle prese con delle norme in un settore che veramente conoscono molto poco. Quindi è solo nella collaborazione che riusciamo a sistemare un problema che poi alla fine deve tradursi in servizi migliori per i nostri turisti, null'altro. Non solo, ma io concordo assolutamente con quanto ha detto il collega. Oserei addirittura aggiungere che, e purtroppo mi sembra che questo non sia lo spirito della nuova legge regionale sul turismo, sarebbe stato proprio il caso di andare a riformulare direttamente la catalogazione degli alberghi, in un certo modo, il famoso concetto di stella. No? Io credo che dovremmo muoverci sempre in un'ottica maggiormente europea, no? Cioè non è detto che un 3 stelle spagnolo equivalga a un 3 stelle francese o un 4 stelle inglese equivalga a un 4 stelle italiano. Esiste invece, ed è già applicato nell'Europa, principalmente nella parte nordica d'Europa, una nuova catalogazione proprio a livello europeo, nella quale abbiamo l'assoluta certezza che 4 stelle in Svezia corrispondono esattamente a 4 stelle in Germania come standard. Quindi sarebbe proprio per un concetto di trasparenza e di chiarezza nei confronti del turista e del consumatore finale. Quindi uno riesce a fare delle valutazioni di carattere economico, assolutamente sì, anche perché non congre. dimentichiamo una cosa: l'ingresso dell'euro nel mercato
ha generato una prima fase di concorrenza. Nella fattispecie la gente, mentre riusciva ad assorbire determinate marginature valutando i rischi di cambio, adesso si domanda: con un euro cosa faccio a Roma, con un euro cosa faccio a Madrid, con un euro cosa faccio a Parigi, che è già un'ottima cosa. Nel momento in cui noi riuscissimo anche ad avere una normativa europea il più omogenea possibile, nell'interesse del turista e del consumatore finale, sarebbe già un grande passo in avanti. Mi spiego meglio. Abbiamo fatto una battaglia straordinaria come Federalberghi e Associazione Veneziana Albergatori. Lei pensi che nella stragrande maggioranza d'Italia, e il collega sicuramente me ne darà atto, se lei non è alloggiato e il suo esercizio non ha una licenza per esterni, lei non può somministrare alcunché ad un cliente passante. Nella fattispecie, se lei va a Parigi o va a Vienna e vuole andare a mangiarsi una fetta di torta all'Hotel Sacher, lei lo può fare. Se lei vuole andare a mangiare all'Hotel de Crillon a Parigi, lei entra e va. Cioè, tranne a Roma, dove la cosa è già possibile da un pezzo, per il resto d'Italia non si poteva fare. Non si poteva fare fino a qualche brevissimo tempo fa, per cui attualmente, proprio nell'interesse della libera concorrenza, il cliente consumatore ha la possibilità di scegliere se andare a prendere un cappuccino o al bar di un albergo che non aveva. No, ma poi tra l'altro, alla luce di questo, adesso si sta lentamente cambiando, cioè, la ristorazione nelle strutture alberghiere non era mai stata mai all'altezza, mentre è vero viceversa all'estero molte volte vai in quell'albergo a mangiare perché proprio ti offre degli chef molto preparati all'altezza, ma e la stragrande maggioranza degli alberghi, la stragrande maggioranza degli alberghi hanno delle cucine straordinarie. I più grandi attualmente, i più grandi chef in Italia, lei me ne darà atto, sono in cucine d'albergo. Questa è la realtà. Cioè, guardiamo solo cosa sta facendo Heinz Beck con la Pergola, cioè viva Dio, giù a Roma, insomma, ribadisco, i migliori ristoranti sono attualmente negli alberghi, di una certa categoria. Di una certa categoria, certo, comunque la maggior parte continua C'è professionalità, voglia, creatività e voglia di... Ma perché? Perché ci si è resi conto della piacevolezza di offrire un qualche cosa al turista. Di diverso, assolutamente. No, questo è importante. Passiamo dalla tassa di soggiorno, perché altrettanto bisogna affrontarla, perché effettivamente è un argomento interessantissimo. Siamo in pubblicità, quindi stacchiamo pochi minuti, poi affrontiamo questo tema. Allora, tassa di soggiorno, stavolta cominciamo da lei, Presidente. Ma dunque, guardi, tassa di soggiorno. Che è la prima espressione del federalismo, però agli albergatori non è andata tanto giù. Beh, dunque, guardi, allora lei ha perfettamente ragione, tanto è vero che credo che Federalberghi e l'Associazione Veneziana Albergatori si sia proprio distinta su questo in maniera drammatica, con veri punti di intrinseca drammaticità. Abbiamo iniziato una battaglia senza pari non tanto sulla città di Venezia, ma proprio a livello di Parlamento, nel senso che penso che siamo stati una delle poche organizzazioni, immagino, che abbiano avuto il coraggio di bombardare i capigruppi del Senato e della Camera specificando il come e il perché questo federalismo, fra virgolette, non poteva essere condiviso, principalmente quando una partita era già iniziata, e mi riferisco alla stagione turistica, evidentemente. Abbiamo continuato domandando aiuto e collaborazione, abbiamo comprato pagine intere di giornali. Addirittura siamo arrivati a, visto che non riuscivamo a trovare degli interlocutori che ci ascoltassero, abbiamo preso addirittura una pagina sulla Padania, scrivendo una lettera aperta a Bossi, spiegandogli come, perché, per cui il nostro non è mai stato una difesa... Ma spiegando cosa sostanzialmente, perché quindi, per capire? Glielo stavo spiegando. Ah, ecco, mi dica. Spiegando il come e il perché, evidentemente la cosa non era applicabile in questo preciso momento storico e principalmente si sarebbe andati a turbare un mercato che
solo adesso comincia a dare dei Quindi timidi pazientare accenni un di attimo ripresa. potrebbe essere accettabile, però aspettiamo che ci sia una ripresa economica Non solo, ma sostanzialmente. principalmente non dimentichiamo un'altra cosa, che la stragrande maggioranza degli alberghi lavora con contratti e tour operator, fase numero 1. I contratti per il 2011 sono già segnati e già scritti. Per quanto riguarda il 2012 a tutt'oggi le posso garantire che i contratti, perlomeno per quanto riguarda Federalberghi, ma non ho ragione di dubitare che non sia così anche per un'industria, i contratti per il 2012 già sono stati fatti, su questo non c'è dubbio. Aggiungo anche un'altra piccola cosa, che ci siamo battuti con assoluta ferrea determinazione. Abbiamo portato direttamente in assemblea in Federalberghi a Firenze il nostro dissenso, tant'è vero che purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con il ministro Brambilla, che aveva assicurato tuttavia la sua presenza, e il ministro Brambilla ha deciso di disertare per ovvie ed evidenti ragioni. Abbiamo capito che evidentemente l'unica strada da perseguire era quella di arrivare, non voglio dire ad una mediazione, ma ad un ulteriore scontro con l'amministrazione comunale. Perché? Perché sotto il profilo pratico, quando noi abbiamo un sistema nazionale che impone una certa regola, che dal punto di vista pratico si rifiuta di emanare un regolamento attuativo, vuol dire lasciare allo sbando il territorio, e quindi della non riuscire serie a gestire ognuno per questo sé e Dio per tutti, e la cosa è stata sconvolgente. Come Venezia, le posso garantire, e questo va direttamente a onore di quello che siamo riusciti a fare, dopo un'asprissima battaglia con il sindaco Orsoni, abbiamo portato a casa una serie di risultati importanti, nel senso che principalmente non abbiamo portato a casa, non siamo riusciti ad evitare di essere sostituti d'imposta, fase numero 1. Siamo riusciti a far passare il principio delle zone censuarie del territorio, per cui è evidente che un albergo di San Marco non può essere tassato e tartassato quanto un albergo di Mestre e quanto un albergo del Lido di Venezia, fase numero 1. Abbiamo portato a casa che sotto il profilo pratico anche la stagionalità ha la sua rilevanza. Quindi alcuni provvedimenti, però parlando con l'amministrazione cittadina. Zanin, ecco questa. Voi invece come la pensate? Beh, dal punto di vista della perché tassa... comunque, al di là di tutto, prima inizialmente flash quello sulla che tassa, perché esatto. poi rischia di diventare sterile, nel senso che ormai la tassa c'è. C'è poco da fare. Allora, è una sciocchezza colossale, emanata da un governo il cui ministro un minuto dopo che l'ha emanata l'ha disconosciuta, dicendo la colpa dei comuni me l'hanno imposta l'ANCI. Allora, questo la dice lunga sul come... comune fa gola, perché se la cosa non va divisa nel comparto turistico, ovvio che facciamo un ragionamento soldi, mancano, perdonatemi, facciamo un ragionamento più serio, perché poi il vero problema è proprio questo. Se io ritengo, Stato, che il turismo sia un settore che producendo ricchezza vada tassato in un certo tipo, in maniera diversa dal resto dell'economia, tasso il settore, tasso la filiera. Allora qualcuno mi viene a raccontare che il caffè Florian, dai, ne diciamo uno noto in tutto il mondo senza voler... O il Pedrocchi. O il Pedrocchi, no, Pedrocchi meno, però non vive di turismo. Ma certo. Cioè, qualcuno mi viene a raccontare sta roba qui. Allora, molto meglio sarebbe stato trovare un sistema, e se si voleva si trovava, di imporre qualcosa alla filiera turistica. A quel punto si pagava tutti molto poco. Siamo tutti d'accordo. E questa era la soluzione. Non si è voluto ragionare, e qui è verissimo quello che dice il collega, che a livello romano le nostre organizzazioni centrali hanno fatto il diavolo a quattro per farsi ascoltare e non ce l'abbiamo fatta. Il risultato finale è più facile, è come quando si aumentano le tasse sulla benzina. Cioè, questa grande idea, la tassa di soggiorno c'era, io giovane albergatore ero in Federalberghi quando è stata abolita, c'era 25 anni fa. Nell'89 è stata abolita, sì. E adesso la storia, cioè questa grande idea di rispolverare la tassa di soggiorno.
Quindi sciocchezza colossale purtroppo c'è alla fine. È ovvio che poi i comuni, potendola imporre, la impongono. È difficile sostenere in un comune di una certa dimensione turistica che rinunci a questo. A questo punto i problemi diventano due. Allora, uno è la gestione della tassa. Io ho anche un albergo a Roma e vi assicuro che i primi 6 mesi di gestione a Roma sono stati drammatici. Confusione, difficoltà di spiegare ai turisti, gente che non vuole pagare, cioè di tutto e di più. Quindi bisogna trovare un sistema semplice, chiaro e possibilmente condiviso di nuovo. Secondo problema, che a questo punto diventa la parte più importante, come si impiegano quei soldi. Quei soldi. Allora, però vanno nel calderone del comune. No. Questa è stata una cosa. No, perché la norma dice che vanno spesi. La norma dice che vanno spesi per il turismo. Naturalmente va da sé che il turismo è un concetto molto ampio. Certo, quindi vedere in che ambito e come vanno instradati questi benedetti denari. Il problema è chi decide. Assolutamente. Allora, io lo dico già forte e chiaro, non sono disponibile, gliel'ho già detto al sindaco, in nessun modo, in nessuna maniera, non sono disponibile a far sì che altre categorie che non tirano fuori un euro siano disposte a decidere per me. Assolutamente. Io chiedo, ho cominciato a chiedere fortemente un tavolo di consultazione permanente e strutturato fra amministrazione comunale e aziende ricettive, perché non intendo per nessun motivo, cioè, ecco, bisogna che passi un concetto molto chiaro. Questi danari non sono pubblici, sono danari delle imprese e dei turisti. Dei turisti nella fattispecie che pagano in più questo è un... Vabbè, guardi, non abbiamo più tempo perché ho fatto una battuta, devo proprio chiudere. No, perché guardi, mediamente... Viene decurtato dal costo della stanza d'albergo? No, si aggiunge al costo della stanza d'albergo? Sicuramente allora va solo in teoria. Ma nella pratica sgancio di più, sgancio di meno. Dipende che tipologia di prenotazione le ha fatte e presso chi lei si è appoggiato. Vabbè, comunque... Le dico, condivido perfettamente quanto diceva il Presidente Zanin, tanto è vero che su Venezia siamo riusciti a strappare, venendo e anticipando quello che ha detto il Presidente Zanin, proprio la formazione di un tavolo tecnico a cui evidentemente parteciperanno solo gli albergatori e coloro che di turismo si occupano e che sono coloro che vanno direttamente alla ricerca del turista e lo portano sul territorio. Il comune non può pensare di muoversi in termini alternativi. Noi andiamo direttamente alle fiere, noi facciamo marketing del territorio, benissimo, noi portiamo le persone. Quindi, allora adesso staremo a vedere quello che succederà, ci ritroveremo magari tra un po' di tempo dopo l'estate per discutere di questo. Io vi ringrazio naturalmente di essere stati qui con noi, ringrazio i nostri telespettatori, voglio ricordare la possibilità naturalmente di rivedere le nostre puntate in replica su TV7 News, canale 87 in Veneto e naturalmente anche in Friuli Venezia Giulia sull'86, 116 in Emilia Romagna, quindi potete rivedere in vari fasce orarie tutte le nostre puntate, ma potete vederle anche nel sito internet www.gruppotv7innumero.com. Poi naturalmente gli appuntamenti, perché domani mattina alle 7, dalle 7 alle 9 abbiamo TV7 alle 7, intrattenimento con i nostri bravi conduttori. Le tematiche che verranno affrontate sono di Veneto City, un'altra realtà molto discussa del nostro territorio, e poi naturalmente parleremo anche di benessere, in modo particolare i massaggi shiatsu, benefici per la mente, quindi a livello olistico. E poi appuntamento questa sera alle ore 21, dalle 21 alle 23, il grande dramma delle pensioni. I giovani riceveranno mai, giovani o pseudo giovani, chi lavora attualmente, la pensione. TV7 con voi speciale sera, vi accompagnerò in questa kermesse di dibattito con alcuni ospiti. Siete invitati naturalmente a partecipare, a dire la vostra. Ritenete sufficiente l'attuale pensione? Cosa pensate per i vostri figli o nipoti? Cosa pensate per voi stessi? Cosa succederà? A che età andremo in pensione tutti quanti? Se mai ci andremo? Eterno dilemma. Vi lascio adesso alla nostra programmazione, al nostro TG. Buon proseguimento, però ci vediamo questa sera, mi raccomando, in diretta.